In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. La lista di Fratelli d'Italia nelle isole. La lista della circoscrizione Isole di Fratelli d'Italia è formata da 4 donne e 4 uomini e sarà capeggiata da Giorgia Meloni. Le altre 3 donne sono l'assessora regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata, la deputata regionale Giusy Savarino e l'imprenditrice siracusana Alessia Scorco. I 4 uomini sono il deputato uscente Giuseppe Milazzo, l'ex assessore alla salute Ruggero Razza, il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso e il parlamentare sardo Salvatore De Ida. La lista di Fratelli d'Italia appare come la lista più forte del panorama politico delle 2 isole, tallonata dalla lista di Forza Italia. La lista del PD nelle isole. Capolista del PD sarà la segretaria nazionale Lish Lane, a seguire il senatore Antonio Niscita, la giornalista Rai Lidia Tilotta, il medico Pietro Bartolo e l'ex deputato regionale Peppino Lupo. A questi nomi si aggiunge per la Sardegna Angela Quacquero, ex presidente della provincia di Cagliari. I sardi hanno scelto di inserire in lista un solo nome. All'ultimo momento è stato quindi aggiunto alla lista il nome di Giuseppe Belvisi, insegnante di pantelleria. Peppino Impastato, restaurato il casolare dove fu ucciso. Restaurato e restituito alla collettività il casolare Peppino Impastato a Cinisi nel Palermitano, dove il 9 maggio del 1978 l'attivista politico e giornalista fu assassinato dalla mafia. Ieri la cerimonia di inaugurazione con il presidente della regione, che ha poi annunciato l'affidamento incomodato d'uso gratuito del sito e le associazioni del territorio impegnate nella salvaguardia della memoria. La CGIL e gli errori sulla mafia. La CGIL, il sindacato della sinistra, ha organizzato ieri a Palermo un'assemblea nazionale contro la mafia e la corruzione. Nel discorso di apertura il segretario regionale Alfio Mannino ha sostenuto che oggi gli strumenti di contrasto alla mafia vengono costantemente aggrediti e che la mafia è più forte che mai. Così, a nostro parere, non è. La mafia ha ricevuto in questi anni colpi mortali ed è stata costretta a fare notevoli passi indietro. Non bisogna ovviamente abbassare la guardia, ma non possiamo trasmettere un messaggio di sconfitta, peraltro non vero, ai nostri giovani. Non solo Mizzica, regione per la promozione della lingua siciliana. Istruzione, pubblicata la graduatoria di Non solo Mizzica, la regione finanzia 67 istituti per la promozione della lingua siciliana, oltre 400.000 euro alle scuole siciliane per il progetto Non solo Mizzica, il siciliano la lingua di un popolo, che prevede interventi di diffusione e promozione della lingua siciliana. Il Dipartimento regionale dell'istruzione ha approvato la graduatoria definitiva degli istituti scolastici con sede in Sicilia che otterranno i fondi. Regione, assunti 106 funzionari. Concorsi Regione, assunti altri 106 funzionari del ricambio generazionale. Oggi la firma del contratto e il 3 giugno l'entrata in servizio. Gli idonei che erano stati convocati per firmare i contratti erano 146, ma in 40 non si sono presentati alla convocazione o hanno rinunciato al momento della firma. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.